Il Tribunale dei minori di Mestre giudica la figlia adottabile, la mamma disperata si dà fuoco davanti al Palazzo di Giustizia, è gravissima, in ospedale. Caccia ai giovani bulli razzisti che hanno insultato e preso a sputi la studentessa di Ca' Foscari di origini cinesi, la solidarietà del sindaco di Venezia, sei come mia figlia, atto infame. Continuano i furti in abitazione, a farne le spese anche un assessore comunale a Noventa di Piave che in un post su Facebook scrive: teniamoci informati contro questi delinquenti. Celebrazione di San Sebastiano, dal forte valore simbolico che stanno a Venezia, un nutrito corteo di agenti di polizia locale e autorità ha percorso assieme alla banda del corpo alcune delle vie problematiche della città. In barca a vela o a remi per protestare contro lo smog ed il moto ondoso, alla manifestazione in bacino San Marco hanno aderito anche decine di associazioni di voga e vela. Prima uscita internazionale in Germania per Venice Sand, il nuovo marchio che raggruppa tutte le località balneari del Veneto. Bella vittoria della Lei e l'impegnata al Taliercio contro Bologna, 80-70 risultato finale che oltre ai 2 punti permette agli Orogranata di rovesciare la differenza canestri dell'andata. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma della disperazione che si è consumato a Mestre, la figlia viene dichiarata adottabile, la mamma si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori, è ricoverata in gravissime condizioni a Padova. La figlia di 8 anni è stata dichiarata adottabile e, intravedendo quella separazione definitiva, ha compiuto un gesto drammatico. Nel piazzale davanti al Tribunale dei minori di Mestre si è cosparsa di benzina, si è stesa a terra e si è data fuoco. Intubata sul posto una mamma di 50 anni di origini marocchine, residente a Padova, dapprima ricoverata all'ospedale dell'Angelo, è stata trasferita al centro Grandi Ustionati della Città del Santo. Gravissime le sue condizioni, la prognosi è riservata. Prima di tentare di uccidersi, la donna ha piantato sull'aiuola davanti al tribunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa un cartello di denuncia nei confronti del padre della ragazzina, un professionista di casier. La foto di papà e figlia, le pesanti accuse di aver devastato l'infanzia della piccola e di aver fatto di tutto per allontanarsi da lei. Infine la scritta, ben visibile, vergogna. I primi a intervenire con estintori e una coperta antincendio sono state 3 guardie giurate e un dipendente del tribunale. È stato un attimo, ha raccontato uno di loro ancora scosso. La 50enne si era recata poco prima in cancelleria, aveva chiesto di parlare con il giudice assegnatario del fascicolo, ne aveva chiesto copia, ma senza attendere i documenti. Era uscita per tornare di lì a neppure un'ora, dandosi fuoco davanti all'ingresso. Il Tribunale dei minori ha chiarito in giornata che l'adottabilità della ragazzina era stata decisa a causa del forte disagio psicologico dimostrato dalla donna e comunque dopo vari interventi di supporto alla genitorialità e da ultima una verifica delle capacità dei genitori non conviventi di dare alla figlia le necessarie cure mentali e morali. La piccola era attualmente affidata a una struttura protetta per tutelarla, secondo il tribunale, viste le condizioni della mamma. Il padre, scosso dalla vicenda, ha accettato di parlare alla presenza del suo avvocato Andrea Nieri. Questa signora è sempre stata aiutata fin dalla nascita della bambina economicamente. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. Io continuo attualmente a vedere la bambina ogni 15 giorni e la mamma però gli è stata tolta questa possibilità. Oggi è successo questo. Una relazione ben presto finita, un rapporto negli anni turbolento, complicato dagli atteggiamenti imprevedibili della donna. 3 anni fa la decisione di riconoscere la bambina, ma le accuse, le ripetute scenate, addirittura le denunce rendevano impossibile, secondo il genitore, prenderla con sé, subendo le continue incursioni della 50enne. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. Potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza i 2 giovani che hanno insultato e preso a sputi una giovane studentessa di origine cinese sul treno Venezia-Rovigo. Molto scossa in lacrime, così è apparsa al capotreno del Venezia-Rovigo delle 11:50 del 18 gennaio Valentina, la studentessa universitaria di origine cinese, presa pesantemente di mira da 2 ragazzi con insulti razzisti e sputi addosso nel treno che la stava riportando a casa.
Il rapporto del capotreno conferma quanto la 19enne aveva denunciato su Facebook, postando anche una fotografia che testimoniava come fosse ridotto il suo posto dopo il raid dei due giovani. Nel vagone, secondo il racconto della ragazza, c'era solo un altro passeggero che non è intervenuto. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza, che comunque sono attive sia al binario di Mestre, dove è iniziata la vicenda, che a Padova, dove sono scesi i due giovani. Alla ragazza, insomma, le nostre più profonde parole di amicizia, di solidarietà, e appena sarà possibile, se sarà possibile, la incontrerò volentieri a Cafarsetti, la inviteremo lì per dirle che insomma la città non è questo, insomma, purtroppo delinquenti di questo ce ne saranno sempre, ahimè, ma noi dobbiamo tenere la barra dritta. La ragazza assolutamente è italiana, una nostra amica, una nostra parente, nostra sorella, nostra figlia, c'entra niente se sia di origine cinese. Il sindaco di Venezia non è l'unico a voler incontrare Valentina. Anche il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio, si è dichiarato disponibile ad incontrare la ragazza per esprimerle la sua solidarietà. Ma il caso di Valentina, che vive a Badia Polesine e frequenta lingue orientali a Venezia, è salito immediatamente anche alla ribalta nazionale. Nell'assoluta gravità di queste notizie, ha scritto su Facebook la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti: mi ferisce che a rendersi colpevoli di questi atti tremendi siano dei giovani, probabilmente minori. Vigliacchi 2 volte, e secondo me se sono uomini si costituiscono. Dicono siamo stati noi, avevamo bevuto, avevamo fumato, perché si sono fumati veramente tutto secondo me per fare una roba del genere, allora ancora potremmo definirli uomini, che possono ancora diventare uomini, sono giovani, e questa è una cosa che non accetteremo mai. Sappiano tutti che a Venezia queste cose non saranno tollerate. Il capotreno, che è rimasto con Valentina per il resto del viaggio, ha scritto nel rapporto di averle consigliato di denunciare l'accaduto alla polizia ferroviaria di Rovigo, che, contattando i colleghi di Padova, avrebbe potuto far visionare le telecamere del marciapiede del binario. Le forze dell'ordine sono le uniche che possono visionare i filmati di videosorveglianza. Ed ancora cronaca, continuano i furti in abitazione, a farne le spese anche un assessore comunale a Noventa di Piave. Noi pensiamo che qui in 2-3 minuti abbiano fatto tutto, quindi rotto, spaccato, entrato e... Rincasare e scoprire che la propria casa è stata visitata dai ladri. L'odiosa esperienza questa volta è capitata a Federico Fantuz, assessore del comune di Noventa di Piave, con delega ai lavori pubblici e proprio alla sicurezza. Sono bastate 2 ore via da casa sabato sera con la moglie e le 2 figlie. La cena fuori e poi il rientro. E appena entrati abbiamo visto che c'erano state delle manomissioni proprio qui in salotto, e avevano aperto i cassetti, tolto tutti i quadri, abbassato, mosso parecchie cose. I ladri sono entrati dalla finestra sul retro, scardinando le imposte e servendosi di un badile. E per zittire questa cagnolina l'hanno rinchiusa in una stanza della casa. Rubati braccialetti, catenine ed altri oggetti per un valore di circa 3.000 euro. A far male, soprattutto, è la violazione della propria intimità. In un post su Facebook l'assessore ha però voluto sottolineare l'importanza della solidarietà ricevuta, che fa sentire meno soli. Talvolta il cittadino, nonostante il grande aiuto delle forze dell'ordine, è un po' impotente. Io penso che la forza che ha un cittadino, in verità è un cittadino normalissimo, senza nessun privilegio, ed è giusto che sia così, sia proprio quella di non essere soli davanti al problema, no? Perché se in qualche modo ci si può aiutare, informandoci, magari cercando di evitare questi episodi che, ripeto, soprattutto per i bambini, sono traumatizzanti, perché la nostra bambina più piccola ha 6 anni e chiaramente è 2 notti che non dorme, ha paura del buio. Celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, dal forte valore simbolico. Quest'anno a Mestre un nutrito corteo di agenti e autorità con la banda del corpo ha percorso alcune delle vie più problematiche della città. Vediamo. Qualcuno dei miei collaboratori ha detto che abbiamo fatto una cosa ottocentesca, abbiamo mostrato le bandiere, e abbiamo effettivamente mostrato le bandiere, anzi la banda, le bandiere, tutti noi e tutte le autorità, per dimostrare che il territorio è controllato dalle istituzioni. La banda del corpo di polizia locale sfila per vie di Mestre, spesso al centro della cronaca nera, seguita dagli agenti, dai gonfaloni, dalle autorità civili e militari.
Dopo la cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria di Lourdes in via Piave, le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, hanno vissuto momenti di forte valenza simbolica, quando il corteo ha percorso via Sernaglia, via Dante, via Stazione e via Camarcello fino a piazzetta Tilmar. Su questo territorio ogni giorno abbiamo decine di uomini che si impegnano e che hanno cambiato le condizioni. E anche questo dove ci troviamo in questo momento 4 anni fa era un deposito di ferri vecchi, adesso è un'altra realtà. La celebrazione di San Sebastiano è stata anche occasione per stilare un bilancio dell'attività della polizia locale in un anno che non è stato facile, dall'emergenza acqua alta agli incidenti effettivi o sfiorati delle grandi navi. Abbiamo assunto 200 persone ma ce ne sono andate via 160 e questo ci porta ad avere tanti ragazzi giovani in strada. Non abbiamo più una persona idonea in ufficio, ma scontiamo anche l'inesperienza ovviamente. E dopo l'altra cosa che è andato avanti il progetto che avevamo disegnato 5 anni fa di costruire un corpo metropolitano attraverso la forma delle convenzioni. Torniamo a parlare di smog ora, perché l'ARPA aveva comunicato che dopo il maltempo dei giorni scorsi è rientrata la soglia di PM10 presente in atmosfera. Pertanto nel Comune di Venezia da martedì, domani, torna il livello verde che vieta la circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 di ciclomotori e motocicli a Euro 0 2 tempi, auto private a benzina a Euro 0 e 1 e di veicoli diesel commerciali o private da Euro 0 a Euro 3. Il riscaldamento potrà raggiungere un massimo di 17 gradi negli edifici industriali ed artigianali e 19 gradi in tutti gli altri. In barcavela o a remi per protestare contro lo smog ed il moto ondoso che affliggono Venezia. Hanno aderito alla manifestazione in bacino San Marco decine di associazioni di voga e di vela. Preceduta da un ampio dibattito polemico sul divieto di percorrere il Canal Grande, la protesta delle società remiere contro lo smog e il motondoso a Venezia si è manifestata in una sorta di presidio galleggiante del bacino di San Marco, con quasi un centinaio di imbarcazioni di vario genere. Un colorato carosello organizzato o sostenuto da 38 associazioni di voga e di vela, che nei mesi scorsi hanno anche prodotto un documento con una serie di proposte concrete per limitare problemi che viceversa a Venezia sembrano crescere con il passare degli anni. La città pare sempre più prigioniera di un traffico intenso e a volte poco rispettoso delle regole, capace di avvelenare l'aria in maniera peggiore dell'entroterra e provocare danni ad un contesto fragile come quello di rie e canali vecchi di secoli. Attorno alle 11, come testimoniato dalle immagini di Filippa Patì, le imbarcazioni sono arrivate in bacino di fronte al Palazzo Ducale, tra Piazza San Marco e la Punta della Dogana, armate di fischietti e megafoni, di parecchi striscioni con altrettanti slogan che ripetevano le richieste delle associazioni. Richieste rivolte in prima istanza al Comune di Venezia, che da par suo assicura il proprio impegno, anche se le competenze in ambito lagunare rappresentano una realtà un po' più complessa che richiederebbe un'attesa opera di riorganizzazione. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. A mezzogiorno di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Tabina San Donà di Piave. Siamo nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali per l'incendio del tetto di un capannone di una ditta di cartongesso. Le squadre arrivate da Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 14 operatori sono riuscite a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento del resto del tetto e dello stabilimento. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco. Consiglio generale della CISL oggi a Mogliano con il segretario generale Anna Maria Furlan, che nel pomeriggio ha incontrato i lavoratori della San Benedetto preoccupati per la questione della Plastic Tax. Sentiamo.
tema non è, io credo, se tassare la plastica o gli zuccheri fosse necessario o no. Probabilmente sì. Il tema è la transizione, come si accompagnano le imprese quando devono cambiare anche il loro modello produttivo, perché se non si accompagnano succede come sta avvenendo per la Coca-Cola, che alcuni stabilimenti l'azienda li vuole trasferire dal sud, tra l'altro, del nostro paese, a un altissimo tasso di disoccupazione, all'Albania. Allora noi questo non lo possiamo proprio accettare. Ci vuole un accompagnamento che aiuta e sorregga le imprese nell'atto della trasformazione, che non faccia fare scelte scellerate alle imprese e che non lascia a casa nemmeno un lavoratore. Prima uscita internazionale in Germania per Venice Sands, il nuovo marchio che raggruppa tutte le località balneari del Veneto. Cosa possa determinare i flussi turistici in condizioni di concorrenza è materia ampia che non può essere ridotta ad un paio di motivazioni. Di certo c'è però che l'estate scorsa i comuni della costa veneta, che hanno fatto del turismo balneare un'attività di successo ai primi posti in Italia, hanno accusato una lieve flessione. La concorrenza anche in questo campo è sempre più agguerrita e richiede una risposta corale. Un passo in questo senso è stata la nascita di Venice Sands, primo esempio a livello nazionale di un logo che raggruppa tutte le realtà turistico-balneari della regione, il cui esordio ufficiale ad un evento fieristico si è svolto alla Fiera del Turismo di Stoccarda. Proprio il mercato di lingua tedesca, sempre più attratto anche da altre località low cost d'Europa, è uno di quelli da recuperare. Noi dobbiamo avere tutta una serie di strumenti a disposizione che ci permettano di fare promozione in modo moderno. Modo moderno vuol dire non solo hardware, vuol dire software, vuol dire un pochino tutto. Ecco che questo è un modo di fare promozione assolutamente moderno. E l'aggregazione, il portare all'ospite il territorio, non più la singola azienda, è oggi un sistema che ci fa vincere. E anche le spiagge venete hanno capito questo e si stanno organizzando, direi anche molto bene, in questa direzione. Dalla Germania sono anche arrivate delle conferme che indicano probabilmente la direzione in cui continuare a procedere. Quella di Stoccarda è infatti anche una delle più importanti fiere del turismo in plein air e conferisce i riconoscimenti alle strutture ricettive che raggiungono i massimi livelli di qualità dei servizi. Sulle 17 strutture italiane premiate, 9 sono di Cavallino Treporti. Premi speciali proprio anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche per il numero di recensioni che queste strutture ricevono, perché sono molto ma molto apprezzate dagli ospiti, in particolar modo poi tedeschi. Questo è il frutto di grandi investimenti che le strutture stanno facendo in questi anni, che rispondono esattamente a quello che sono le esigenze degli ospiti, e gli ospiti ci premiano in termini di presenze e di continuo afflusso durante l'estate. Sport basket, bella vittoria della Reyer impegnata al Taliercio contro Bologna, 80-70 il risultato finale. Una vittoria molto importante per la classifica, per il fatto di aver ribaltato anche la differenza canestri, per il fatto di dare continuità al lavoro che stiamo facendo, a conclusione di una settimana molto positiva, perché in 6 giorni abbiamo giocato 3 partite, 3 vittorie. Quindi credo sia venuta fuori anche un po' di stanchezza da parte dei giocatori e direi molto importante, perché come al solito alla fine l'abbiamo girata e l'abbiamo portata a casa con la difesa, chiudendo veramente ogni spazio e avendo un po' più di lucidità in attacco, anche nello sbagliare qualche tiro di più. Ripeto, una vittoria molto importante, voluta, di solidità, perché i primi 2 quarti credo che abbiamo avuto soltanto un po' di frenesia nell'accelerare i ritmi senza leggere, prendendo anche molti tiri aperti, forse qualcuno anche di troppo, potevamo attaccare di più l'area, però ci sono anche i meriti di Bologna, che ha giocato una partita strutturata, una partita tatticamente perfetta. La nostra programmazione, Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso, sarà ospite questa sera subito dopo i TG nella puntata di 20:10, mentre come ogni lunedì a Ring, prima serata di Antenna 3, questa sera saranno ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Giordano Riello, imprenditore, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Stefano Fracasso del PD ed il senatore Andrea Ostellari della Lega.
È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Nonostante la pioggia è ancora allerta rossa per lo smog sul nostro territorio, altre perturbazioni all'orizzonte non ce ne sono e si profilano delle giornate all'insegna dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile e anche ampiamente soleggiato con cielo del tutto sereno. Non è esclusa tuttavia qualche foschia o locale nebbia in pianura nelle ore più fredde, soprattutto in serata. Temperature stazionarie minime fino a -5 gradi, valori massimi tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, vedete, su tutti i settori. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.